Eder. Mech. Pallister. Sembra che delle chiamate che riceve il telefono di Liliana poco prima delle 11 del 14 vengano una deviata alla segreteria ed una rifiutata. Ci sono i fantasmi a casa tua? Guarda, non chiedere a me queste cose che veramente non ne capisco niente. Gabriella sostiene che tu, dopo aver consegnato i coltelli, avevi l'abitudine di passare intorno alle 10:30 a casa a fare uno spuntino. Potresti quindi essere stato tu in quei minuti di quella mattina a toccare il telefono di Liliana? No, assolutamente. Parliamo di un numero telefonico. Io ho chiamato questo numero telefonico e non ho avuto risposta. E di conseguenza mi sono basato su quello che Liliana mi aveva detto tante volte. Sebastiano, a me ogni tanto chiama qualcuno, c'è un numero telefonico, non so chi è, e di conseguenza lo blocco anche perché tante volte ho risposto e sentivo dei gemiti, delle cose di là che mi davano fastidio. Ho fatto le stesse cose, anche perché parliamo del numero di Sterpin, indubbiamente. Io non c'era scritto il nome e il cognome, era un numero telefonico e adesso questa è la mia giustificazione. Quindi Liliana era sparita, poteva esserci di mezzo un maniaco rapitore, ricevi la chiamata di uno stalker che quindi è potenzialmente un maniaco rapitore e tu lo blocchi invece di segnalarlo. Certo, questo ho pensato io. Claudio sparisce, la moglie di Sebastiano, magari il rapitore chiama per chiedere il riscatto e lui lo blocca. Ti sembra un comportamento normale? È più che strano. Sebastiano era tranquillo, mi dice sì, Lili non è più tornata a casa, non so dove sia andata, però sai, comincia a dirmi, noi siamo una coppia aperta, durante la settimana ognuno va dove vuole, fa quello che vuole, mi dice che ritorna a casa alle 10, 10 e mezza del mattino. Quindi non trova Lili a casa, però non si preoccupa. Io gli chiedo, ma hai provato a chiamarla? E lui mi dice, no, non l'ho chiamata perché io non sono una persona invadente. Poi mi dice che la sera lui va a fare la denuncia, però lui mi dice che loro non hanno personale e che non hanno il tempo per dedicare queste cose. In cui io comincio a insistere, no, devi tornare alla polizia, devi chiedere che prendano le telecamere. Lui è molto infastidito dalla mia insistenza, ma infastidito tantissimo. Dice è stato un incidente, per un attimo lui si blocca, si rende conto quello che dice e comincia a balbettare, cosa dico, sono fuori di testa, non so più quello che dico. Sebastiano era un cliente abituale, anche se non semplicissimo, visto che spesso il prezzo se lo faceva da sé. È venuto anche dopo il funerale di Liliana, però. Sì, è venuto tantissime volte e lui è stato molto aggressivo perché in questo caso, visto che io l'ho attaccato, ho cominciato a elencargli una serie di cose, lui ha preso il palmo della mano, ha battuto fortissimo sul tavolo. Dopo le minacce del giugno, Sebastiano mi chiama in agosto dicendomi che aveva la macchina in panni e vuole che io vada a soccorrerlo, però non mi sono fidata. Niente, io gli mando un'altra persona, quando va via questa persona a soccorrerlo, subito dopo lui arriva e mi dice che la macchina non aveva nessun problema e me lo dice proprio in una voce di sfida. La nostra cara e sincerissima Jasmina assistette anche a un episodio tra Sebastiano e Liliana. È successo un fatto che sono venuti in macchina e appena scesi dall'auto si è visto subito dalla faccia di Sebastiano che era arrabbiatissimo, quindi Sebastiano continuava a togliere, diciamo, gli zaini lui dalla macchina e gli ha detto Lili di portare gli zaini in camera. Lili, invece di partire subito di portare gli zaini, si era fermato un attimo a parlare con me, in cui lui si è arrabbiato tantissimo, ha preso un zaino proprio ma con una rabbia, urlandole contro, gliel'ha lanciato sotto i suoi piedi proprio, ed la sua faccia veramente era spaventosa, irriconoscibile. Succede a tutti di litigare, però il modo in cui Sebastiano l'ha aggredita verbalmente era un modo veramente disumano, veramente ha fatto paura, tanta paura. È stato un secondo episodio in cui li ho solo sentiti litigare, non li ho visti, già durante la notte si sentiva che discutevano.
quindi io mattina sono scesa giù dal piano di sopra per andare giù a salutarli, ho sentito Sebastiano urlare tantissimo, ma proprio tanto tanto forte, credo che si sentiva fino in strada. Esasperata a un certo punto, Liliana chiese di avere sempre, quando veniva lì, letti separati. Sì, è vero, mi aveva chiesto quando chiamava Sebastiano di dargli la camera con i letti separati. Io le ho detto no, perché poi conoscendo Sebastiano che si sarebbe arrabbiato, lei mi ha detto non importa, fallo per favore, fallo per me perché io non lo sopporto più. Non ce la faccio più! Non ce la faccio più! I fattacci che succedevano nell'albergo si commentano da soli, è meglio non parlare, se no vengono fuori veramente spropositi. Comunque io lo sapevo in parte perché non ha avuto probabilmente il coraggio lei di dire neanche a me, che mi diceva tutto e di tutto. Io conoscevo la vita di Liliana molto meglio del fratello, ne abbiamo appurato, e molto meglio di Sebastiano, per capirci, perché per 42 anni sono stato anche e soprattutto il suo confidente, anche. Perciò è chiaro che non ci sono parole per commentare queste cose qua, perché si commentano da sole, questo è il concetto. Fermo restando il fatto che io per primo mi sono deciso a intervenire, mi correvano dietro le televisioni, era gennaio del 21, non volevo parlare con nessuno, volevo riuscire, sempre sperando, soprattutto dopo che è stata trovata, è chiaro che è crollato tutto, ma nel periodo precedente io speravo sempre ancora che in qualche maniera non fosse proprio morta, ecco, che fosse ancora da qualche parte. Il motivo per cui io ho cominciato a parlare con voi, voglio precisare ancora questo, soprattutto per non dire esclusivamente, perché sapevo che lui raccontava una montagna di menzogne, partendo da l'idillio che c'era fra di loro, ed erano continuamente in baruffa, per dire non abbiamo mai litigato, e l'hanno fatto tutta la notte precedente, la notte del 13. Lei, poverina, poveraccia, purtroppo non avrà chiuso occhio, perché lui si è limitato a dire dopo 2 anni che la sentiva singhiozzare, è andato là a vedere cosa aveva. Sapeva benissimo cosa aveva, era tutta la notte che piangeva, ma non singhiozzi soffocati, probabilmente. Questo è. Questo è l'ultimo messaggio inviatomi da Lily il 13 dicembre 2021 alle ore 17:40 in risposta ad una mia domanda della mattina. Quando ci incontriamo nel cortile ed il coniuge ci dice che stanno andando in sauna in Slovenia. Sicuramente questa sua risposta fa capire quanto era fuori di testa prima di andare il 14 dicembre o 3 gennaio a suicidarsi. Con emoticone sua innata gentilezza, sì, proprio una risposta di una che sta per lasciare questo mondo. Nello screenshot potete anche leggere il mio messaggio. Vi sembra un messaggio di ansia, perentorio, paura? Perché il coniuge risponde solo a questo? Perché mi dice Gabri, per favore, puoi scendere che Lily non è tornata? Lui, secondo il mio punto di vista, lui crea ansia a me. Immaginate poi che io avevo le parole di salvo dettegli da Claudio. Parole che io avevo preso con le pinze perché non conoscevo di persona Claudio. Con il senno del poi continuo a chiedermi perché lui mi ha chiamato avendo letto un semplice messaggio, ma proprio semplice, roba di donne, vicine ed amiche.
Perché lui legge solo questo messaggio, vedete anche voi il contenuto, lui che non mette mai le mani nelle cose di sua moglie, ma sente la necessità di avvisarmi che lei non è tornata a casa? Poteva farlo con il cognato, soprattutto con il cognato Sergio, trasmettergli questa sua agitazione e invece con lui prende tempo. La telefonata con Sergio è verso le ore 16. Perché? La sera del 13 improvvisamente Sebastiano chiede 2 coltelli, qualcosa deve essere accaduto, un input scattato dentro di lui. Abbiamo provato a vedere se la padrona di casa potesse ancora raccontare l'episodio. Abbiamo già provato, non risponde al cellulare e non si fa trovare. Sono scomparsi, non sono neanche venuti davanti al tribunale per la protesta o al cimitero per gli anniversari. Sono riusciti a non andare né alla cremazione di Laura e non erano andati nemmeno al funerale. Sebastiano prende dei coltelli alla cena del 13, a te questa cosa fu raccontata. Qualche giorno dopo andai da Seb e gli dissi come mai non ricordasse la storia dei coltelli presi alla cena del 13. Gli chiesi dove Liliana avesse posato la borsa in cui c'era il coltello. Cosa avessero fatto quella sera una volta rientrati a casa. Lui disse che forse abbiamo lasciato le cose in auto. Ma la cosa che mi colpì è che si preoccupò e mi disse: Ma tu come lo sai? Un'altra cosa strana, la rumena dice che ha telefonato a Lily un paio di giorni prima e Lily non le avrebbe mai risposto. Questa cosa è impossibile, non è da lei. Con questa scusa poi la rumena dice che chiama Seba. Ma esiste la chiamata della rumena a Liliana? Io non mi capacito del fatto che Lily non le abbia risposto. Nei tabulati esiste questa chiamata di lei verso Lily? Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.